Ciao a tutti, gratuità è la parola di oggi, la parola su cui rifletteremo insieme. A te cosa ti fa venire in mente? Gratuità mi fa venire in mente un'offerta, qualcosa di offerto appunto gratuitamente. A me fa venire in mente i regali di compleanno. Come mai? Non lo so, perché gratuità lo lego molto al senso del dono. Ok, quindi dono, regalo, però secondo me non c'entra tanto. Andiamo a sentire l'etimologia, va? Andiamo, va. Gratuità si riferisce a tutto ciò che è gratuito perché viene dato, fatto per grazia, senza aspettarsi qualcosa in cambio, e deriva da un verbo greco, charizomai, che significa appunto procurare un piacere, compiere un'azione piacevole per chi la riceve senza tornaconto. Non ci possiamo nascondere che esiste per la parola gratuito anche un'accezione negativa. Quante affermazioni gratuite sentiamo? Io penso ad esempio a tutte le volte che ascoltando o vedendo un telegiornale mi viene spacciato per fatto oggettivo qualche cosa che è un'opinione del giornalista, e quelle sono affermazioni gratuite. Il significato positivo, che è invece quello prevalente, forse un po' a tutti ci rimanda all'esperienza quotidiana, che invece è tutta all'insegna del do ut des. Non faccio niente senza aspettarmi qualche cosa in cambio. Questi sono i nostri rapporti sociali normali, sociali anche familiari. Io faccio sempre riferimento al Vangelo perché fa parte un po' di una cultura per me indispensabile, e Gesù dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, mentre noi siamo stretti da una catena, o almeno così ci sembra, niente per niente. È la catena del dover essere, quella che poi alla fine, secondo l'insegnamento teatrale soprattutto, ma non solo, di Pirandello, ci costringe a indossare delle maschere, in modo che io possa essere accettato, accettabile dagli altri. Io personalmente, quando ero ragazzo, quindi studente, quando ero anche in un gruppo parrocchiale, pensavo che anche Dio fosse così, che fosse uno che se non ti comporti bene ti punisce, perché in fondo quella era l'esperienza normale. I professori così, i genitori così, più tardi anche la moglie, e per la moglie il marito,
può essere legato da un do ut des. Se sei carino con me, bene, se mi tratti bene, ecco. Poi ho scoperto che con Dio non è la stessa cosa, perché Dio in realtà è un padre che ti vuole bene anche se non sei buono, che non tiene conto dei tuoi errori, che non ti rinfaccia le colpe. Posso dire che con tutto il bene che ho avuto da tante persone, però Dio è l'unico che mi abbia amato proprio così, gratuitamente. Effettivamente il regalo non ha molto a che vedere con la gratuità. Comunque, ripensando, mi sono venuti in mente ad esempio delle persone che svolgono un servizio gratuitamente, quindi delle persone che fanno volontariato. Esatto, infatti la gratuità ha a che fare con il volontariato. Potrebbero dare a conoscere i ragazzi della protezione civile. Di cosa si occupano loro esattamente? Beh, in questo caso mostrano ai ragazzi delle scuole in pratica in cosa consiste il loro servizio. Quindi insegnano appunto ai giovani, ai ragazzi, quello che fanno quotidianamente. Sostanzialmente esatto, fanno un servizio ulteriore in cui spiegano qual è il loro servizio. Va bene, allora andiamo a conoscerli. Abbiamo voluto fortemente questa esercitazione che sia stata fatta appunto con i maturandi dell'Istituto Geometri Ragionieri, perché saranno i futuri volontari. Io mi auguro che saranno i futuri volontari. Abbiamo bisogno di ragazzi giovani, motivati. Hanno partecipato con molto interesse, devo dire, a tutte le nostre attività di questa mattina, che sono state quelle che abbiamo visto di antincendio e delle radiocomunicazioni, che è un po' il nostro master del nostro DNA, la radiocomunicazione. E devo dire che questi 42 ragazzi, le presenze sono state 42, devo dire che mi hanno sorpreso perché sono stati molto attenti, molto precisi, hanno ascoltato i nostri consigli e li ho visti veramente coinvolti, e soprattutto ci auguriamo che saranno loro i volontari che daranno il nostro cambio a noi stessi. In questi periodi, noi li chiamiamo periodi di pace, siamo un po' fuori dal periodo delle allerte, cerchiamo di utilizzare questi tempi tra virgolette morti per cercare di addestrare noi stessi, anche perché appunto stamattina l'incontro era per i ragazzi, ma è stato il pretesto per esercitare noi stessi, utilizzare il nuovo mezzo che è alle mie spalle e cercare di prendere dimestichezza tutti quanti con le attrezzature, sia i nostri nuovi soci sia gli anziani, ecco, quindi un connubio, un mix di persone che insieme stanno cercando di migliorarsi nella formazione e nelle attività pratiche. Abbiamo visto come funzionano le radio, che quando ci sono ad esempio alluvioni, terremoti, sono l'unico mezzo di comunicazione che servono per aiutare comunque i cittadini che si trovano in pericolo. E poi abbiamo visto una simulazione di un incendio, come si spegne, come si vestono i volontari, eccetera. Mi ha colpito il fatto che comunque sono tutti volontari e che lo fanno anche se hanno una vita, un lavoro, così si impegnano comunque ad aiutare il nostro territorio. Potresti farci un pensiero nel futuro a fare volontariato? Sì, volentieri, sì. Ci stavo già pensando. La storia che stiamo per ascoltare, Giacomo, è una storia bellissima secondo me, perché sfata un po' il mito dei giovani fannulloni, di coloro che dicono che i giovani sono sempre un po' pigri, un po' appunto fannulloni ai miei tempi, invece secondo me non è così. Quello che stiamo per andare ad ascoltare è la storia di alcuni ragazzi che hanno deciso di aiutare appunto concretamente la loro città, colpita duramente da un'alluvione, e si sono sporcati le mani. Sembra una storia bellissima. Sì, andiamo a vedere.
Non ci fermiamo, ci proviamo quantomeno, nel senso che siamo qua, noi siamo venuti a Milano. Alla fine abbiamo detto a casa cosa abbiamo da fare. C'è un posto dove bisogna dare una mano la si dà volentieri, nel senso che comunque se non ci si aiuta adesso, quando ti aiuti? Adesso stiamo aiutando qui appunto a svuotare questo scantiato al fango, l'abbiamo fatto anche altri giorni con tutti i scantiati qua in zona che sono pieni. E niente, spalliamo e buttiamo via fango. Le poche competenze che abbiamo però usiamo la volontà, dai. Io sono ritornata rispetto al 2011 e mi ero presentata quella volta in questa occasione. Sembrava giusto ripresentarsi avendo tempo da dedicare. È sicuramente una bella esperienza di solidarietà, di aiuto reciproco e è sicuramente una cosa che vale la pena fare per aiutare. Ci siamo messi d'accordo ieri dicendo facciamo un giorno, 2 giorni, dove possiamo stare, cosa possiamo fare, partiamo. Guanti. Abbiamo finito l'università ieri e quindi oggi che si può venire siamo tutti qua. Ci siamo trovati stamattina a 7:30 la partenza e si dà una mano dove si può. Ci si dà una mano l'un l'altro e si vede di risollevare un po' così la città così com'è. Io ho visto tanti ragazzi anche oggi, si fa il possibile. Si fa il possibile perché veramente ce n'è di bisogno. La parola gratuità è una parola bellissima e tutta questa bellezza la rincontriamo, secondo me, negli sguardi, nei giochi, nelle attività portate avanti dai ragazzi che fanno clown terapia. Ma i clown fanno paura ai bambini? Come fanno a fare qualcosa? Sì, è vero, però questi qua sono clown speciali, clown belli, clown divertenti, clown che dedicano il loro tempo e le loro energie per far ridere i bambini che si trovano appunto purtroppo ricoverati in ospedale. Beh, stare insieme ai malati è comunque una cosa di valore molto difficile, quindi possiamo andare a vedere anche se si tratta di clown. Bene, allora andiamo. Gratuità è quando di cuore fai qualcosa per qualcuno senza sapere magari neanche a chi va il tuo gesto o chi è il destinatario. Questo è un qualche cosa che ti riempie da dentro e ti dona il centuplo di quello che puoi avere donato a tua volta. Quindi come ci si sente a fare qualcosa gratuitamente? Infinitamente bene. Noi abbracciamo il pensiero positivo, il viviamo in positivo, che è proprio una trasformazione dei pensieri e del sentire. In una situazione difficile ci sono vari modi di affrontarla, no? C'è chi si butta giù, chi si chiude in se stesso e chi invece cerca di vedere il risvolto positivo della cosa o di progettare insieme agli altri un modo per uscirne. Ecco, quando insieme agli altri gratuitamente, in modo totalmente volontario, si sceglie di cambiare le cose, prendono corpo dei sogni e dei progetti che uno neanche si immaginerebbe. Gratuità per noi è innanzitutto partire, andare nell'ospedale che ci riceve in quel giorno, indossare i nostri abiti clown e dal momento in cui c'è la trasformazione da persona civile a persona che è lì solo per gli altri, solo in funzione dell'ascolto di chi sta male, della sofferenza della stanza in cui magari entriamo, dei parenti che non sempre riescono ad accettare la malattia di una persona cara. Ed è un momento in cui proviamo insieme a risollevare l'energia. Quando parliamo del nostro volontariato clown, molti ci chiedono: ma come fate a entrare nelle stanze e non portarvi dietro la sofferenza delle persone che incontrate? Beh, è chiaro che quello che vediamo resta nel cuore e fa girare un po' tutte le emozioni nella pancia, però nel momento in cui siamo lì non ci siamo come nome e cognome, non ci sono come Francesca, io entro come Clown Tataia e Clown Tataia nel momento in cui indossa il camice, indossa il naso,
entra nello spirito clown, che è uno spirito magico che fa lasciare alle spalle tutto quello che è la vita personale, anche le ferite personali, anche quello che risuonerebbe insieme al dolore del paziente. E in questo modo, con la leggerezza dello spirito clown, si riesce a rimanere nella stanza e portare gioia senza farsi carico della sofferenza degli altri, in empatia ma senza entrare nel loro dolore. Adesso Francesco vorrei portarti a conoscere dei ragazzi che fanno volontariato, ma in una maniera un po' differente. Diciamo che il loro volontariato è sostanzialmente occuparsi di un orto. In che senso? Beh, in pratica loro lavorano in un orto per poi vendere i prodotti e spedire i soldi in Sud America. Giovani che lavorano in un orto? Fa strano, vero? Sì. Beh, andiamo. Giovanna, cosa significa per te gratuità? Gratuità significa dare tutto quello che hai senza qualcosa in ricambio, con felicità, con amore. È un qualcosa che ti riempie il cuore, è un qualcosa che dopo un po' non riesci a farne a meno, almeno per me. La strada che voglio seguire, penso di fare quella della mia vita. È un po' un qualcosa che parte da dentro, cioè come sentire che faccio qualcosa senza ricevere niente in cambio e sono molto più felice. Quando non calcolo, quando non penso a cosa ricavo io da quello che faccio, mi sembra che poi i gesti siano un po' più veri e abbiano un sapore un po' diverso, no? E anche qua nell'orto le cose che facciamo e anche la fatica che si fa perché la terra è bassa, perché devi piegare la schiena, mi sembra che abbiano un sapore più bello perché sono fatte gratis, cioè tutto ciò che facciamo è per aiutare i poveri dell'America Latina o per stare con i ragazzi qua in Italia che magari hanno bisogno di un momento così, di una parentesi in questo mondo che corre e dire mi fermo un attimo, sono qua, c'è pace e posso pensare a chi sta peggio, anche a qualcosa che ho nel cuore che non mi va bene, che così. E quindi è un posto proprio che parla di gratuità, cioè ha proprio sto sapore qua, perché tutto ciò che si fa non è per avere qualcosa in cambio ma per regalare. Ci si sente sempre bene e con questo non voglio dire che non si fa fatica, perché come diceva la Giuppi è fare fatica, però è quella fatica che quando arrivi a fine giornata ti senti felice di aver fatto, perché comunque sai di aver partecipato a qualcosa che aiuta persone più bisognose di noi. Anche oggi abbiamo conosciuto molte persone, visto tante storie. È arrivato il momento di andare da Don Luca a sentire il suo commento al Vangelo. Bene, allora andiamo da Don Luca. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Con queste parole Gesù consegna la presenza di Maria alla nostra vita ed è una sorta di testamento quello che avviene presso la croce. Ecco tua madre, e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
La traduzione letterale dice la prese fra le sue cose care. Prendere Maria nella nostra vita, tra le cose care, non è questione di pratiche devozionali, ma è lasciare che la sua presenza parli alla nostra vita e ci aiuti a dare contorni nuovi al nostro volto di uomini e di discepoli. Maria fa spazio alla novità di Dio che scrive dentro di lei pagine nuove. Prendere Maria tra le cose di casa, tra gli affetti di casa, tra i volti più significativi e intimi che la contraddistinguono è per generare la nostra identità di discepoli con una forma evangelica di vita. La gratuità ha a che fare con il generare, con la trasmissione della vita. Chi è gratuito, generoso, genera vita in sé e attorno a sé. Ecco la tua madre, dice Gesù, guardala. Maria accoglie gratuitamente la presenza di Dio nel suo grembo. E Gesù la offre al nostro sguardo, come a dire di continuare a posare la nostra attenzione su di lei, per imparare l'arte dell'accoglienza, della custodia della vita, dell'apertura al nuovo e dell'affidamento. Fare spazio a Maria tra le cose più care è imparare dal suo stile gratuito, nell'ordinarietà della vita, a restituire novità al nostro essere discepoli, perché ciascuno di noi, come Maria, potrà diventare casa, dimora di Dio e dare così alla propria esistenza la forma del Vangelo. Giacomo, che ore sono? Si è fatto piuttosto tardi. Beh, allora è giunto il momento di andare ad ascoltare le parole di Don Alberto. Sbrighiamoci. Andiamo. Nella vita di un giovane, dove incontriamo la gratuità? La incontriamo sicuramente laddove decidiamo, dove ci è proprio donata. Direi che la gratuità apre al dono in questa nostra società in cui sembra valere soprattutto la logica commerciale, quanto costa, come compriamo, che prezzo ha. Saper vedere invece il dono, non solo a Natale quando decidiamo qualche regalo che però poi sempre magari dice lo devo fare perché sennò poi, vedere proprio come possiamo rompere questa logica dello scambio per aprire quella del dono. Come si prepara il cuore per donare gratuitamente? Si prepara innanzitutto sapendo riconoscere chi ci ha fatto dei doni nella nostra vita. Ecco, a volte può essere importante anche mettersi un attimo lì e dire a chi posso dire grazie per quello che sono oggi, e poi il cuore si prepara sempre dicendo grazie, con la gratuità, sapendo riconoscere appunto chi ci offre qualcosa di bene per la nostra vita e a nostra volta riconoscendo i doni che riceviamo li possiamo anche portare a degli altri perché il nostro cuore è aperto. Anche oggi il nostro viaggio volge al termine. Io mi sono abbastanza divertito. A te cosa è piaciuto? A me è piaciuta tantissimo la storia della ragazza che fa clown terapia. Sì, è effettivamente un'esperienza molto forte, comunque essere vicino ai malati. Anche a me ha colpito molto perché è una cosa in cui ho difficoltà personalmente. Cos'è che ti porterai a casa, Giacomo? Ma direi comunque cercare di far entrare un po' la gratuità un po' di più dentro la mia vita, perché comunque sono abbastanza assettato sul fatto di fare cose per ricevere, mentre invece la gratuità è importante perché comunque restituisce molto di più di una cosa fatta per ricevere qualcosa in cambio. E invece cosa ne pensi dell'esperienza dei ragazzi che curano un orto? Beh, mi ha fatto molto sorridere perché è una cosa inusuale, però sono comunque mossi da grande generosità, è stato bello conoscerli. E secondo te a quanti ragazzi può interessare, può piacere l'idea che ci sia qualcuno che cura un orto per qualcun altro? Sinceramente non lo so quanti potrebbe interessare, personalmente avrei qualche diffidenza così come idea, però è sicuramente una cosa bellissima. Bene, siamo arrivati alla fine, ci vediamo alla prossima puntata.